Benvenuti al punto in questo fine settimana, insomma, che ci accompagna all'inizio del mese di maggio. Ci accompagna ovviamente un mese importante perché, come sapete, a fine mese si voterà per le amministrative, quindi un mese adesso vivremo anche di campagne elettorali nelle città. Noi però, per non parlare di comuni, ci siamo spostati in Europa. Vediamo se riusciremo a parlare anche di comuni, perché l'Europa adesso è l'Europa dei comuni, e ci siamo spostati negli studi del Parlamento europeo a Strasburgo. Vi presento subito gli ospiti. Eccolo qua, è il nostro studio, che tra un po' si arricchirà ovviamente degli nostri europarlamentari. Alla mia destra c'è l'eurodeputato dei Verdi, ex sindaco di Palermo, insomma ex di un sacco di cose, oggi eurodeputato, Leoluco Orlando. Benvenuto Leoluco Orlando. Grazie, bentrovati. È sempre un piacere. Alla mia sinistra, e qui c'è stato uno scambio insomma anche di come dire, orientamenti, di posizionamenti, eccoli qua. Perché la tua sinistra è la destra di chi ci guarda. Esattamente, riesce a risolvere tutto con poche parole. Ruggero Orazio, europarlamentare di Fratelli d'Italia, anche lui ex di un sacco di cose, insomma soprattutto ex assessore regionale alla sanità, di questa sanità che si parla sempre. Ne parleremo anche adesso, però io volevo cominciare, tra un po' si uniranno a noi anche Marco Falcone di Forza Italia e Giuseppe Lupo del PD, anche loro europarlamentari, nei gruppi ovviamente di appartenenza al Parlamento europeo. Allora io vorrei cominciare con voi due, poi magari interrogheremo anche gli altri, con questo sondaggio che ha pubblicato qualche giorno fa la società di riferimento SVG, è una nostra società di riferimento al quale ci appoggiamo anche noi, diciamo quando gli chiediamo di fare delle cose, insomma di sondare l'opinione degli italiani e dei siciliani, che riguarda proprio l'Europa. La prospettiva europea si intitola. In questo sondaggio, insomma, in un periodo in cui c'è una crisi forte che è quella dell'energia, dei nazionalismi, diciamo anche dell'impoverimento delle popolazioni, la nostra in particolare, i cittadini intervistati, che sono tutti italiani ovviamente, si dicono sempre più favorevoli alla prospettiva europea. Non solo, adesso lo vedremo anche dalle immagini che vi mostreremo man mano con i grafici. Si dice che in questo sondaggio c'è anche chi è disponibile a riconoscere la cittadinanza europea al posto di quella italiana. Allora Orlando, passo subito, diciamo, da chi rappresenta un partito che anche al Parlamento europeo rappresenta un gruppo cioè, che in qualche modo fa dello spirito nazionalistico un punto di riferimento, il nazionalismo, lo Stato italiano, tra gli Stati europei. Allora Ruggero Orazio, che ne pensi intanto? Ma non c'è una contraddizione, anche perché chi vede nella Europa uno strumento di condivisione politica e lo fa anche immaginando un ruolo dell'Europa nello scenario globale, non per questo immagina che alcune competenze che oggi sono di salda attività degli Stati nazionali possano essere traslati all'Unione Europea. Secondo me cosa riflette questo sondaggio, che come tutti i sondaggi fotografa un momento? C'è una grande delusione nei confronti della idea di Occidente e quindi nel rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. C'è una situazione di conflitto globale che interessa i paesi del Golfo, ma non soltanto i paesi del Golfo. C'è una forza che emerge da nuove potenze economiche, penso all'India o a potenze economiche globali strutturate come la Cina, e una parte dell'opinione pubblica immagina che una politica europea, una integrazione dell'Europa sui grandi temi possa essere la giusta risposta ad un mondo che in questa fase si riorganizza. In questo mi permetto di dire... Ma la domanda è perché? Cioè, nel senso... No, ma in questo non è assolutamente antitetico alle posizioni che noi abbiamo espresso. Basti pensare che uno dei primi atti che ha compiuto il governo Meloni, oggi possiamo già andare indietro di qualche anno, no? È stato un rinnovato rapporto con la presidenza della Commissione europea. È stata la Presidente del Consiglio italiana ad invitare la Presidente von der Leyen la prima volta a Lampedusa, mancava l'Europa da Lampedusa dai tempi di Barroso, ed è stata la Presidente del Consiglio italiana a voler risolvere alcune grandi questioni, penso a quella dell'immigrazione o ad altre, non in chiave nazionale ma in chiave europea. E oggi sono sempre più paesi europei che anche su questi temi guardano alle politiche italiane. L'importante è capire chi fa cosa. Per un doppio rischio, dico una cosa che forse condividerà anche Leoluco Orlando, perché se non è chiaro chi fa cosa, c'è il rischio che tutti facciano qualcosa e quindi nessuno la faccia bene, e c'è anche il rischio inverso,
che nessuno faccia niente. Allora, probabilmente una Europa che si occupa delle poche cose importanti, ma lo fa per tutti. E gli stati nazionali che si occupano della gestione delle politiche nazionali, probabilmente è un obiettivo che viene visto con fiducia dagli elettori. I numeri sono davvero, fanno riflettere, no? Cioè, tanti si dicono disponibili, cioè, immaginano anche di prendere una cittadinanza europea piuttosto che quella italiana, quindi questo io non so poi in che cosa si traduca di fatto, no, Orlando? Cioè, se è un non sentirsi rappresentati dallo Stato italiano o se sentirsi magari in maniera prioritaria rappresentati proprio dal mondo, dal contesto Europa. Questo insomma ce lo spiegheranno gli analisti, però il tema è interessante. Vogliamo parlare la lingua di ogni giorno, vogliamo parlare dei sentimenti, delle posizioni di noi, dei cittadini e delle cittadine europee. Quando qualcosa va male la colpa è sempre dell'Europa, poi tu domandi le cose vanno male per colpa dell'Europa, la soluzione qual è? L'Europa. Credo che basterebbe questo. Perché manca poi l'altra soluzione, no? Manca il piano B, secondo per me. dire qual è la centralità oggi dell'Unione Europea per la vita delle persone, perché viviamo in un mondo globale nel quale nessuno si può illudere di vivere l'ipertrofia dell'indipendenza. La Germania indipendente da sola non conta più niente. Gli Stati Uniti indipendenti da soli non contano più niente. Ormai è chiaro che viviamo in un mondo dove vige la dimensione globale interdipendente. È finito il tempo della ipertrofia dell'indipendenza, del sovranismo esasperato, perché questo l'ha capito l'economia. Oggi esiste il capitalismo finanziario che è globale e interdipendente, oggi esiste la criminalità organizzata che è globale e interdipendente, oggi esiste l'arte e la cultura che è globale e interdipendente. È mai possibile che poi rimane soltanto il Papa ad essere globale e interdipendente di positivo? E io credo che la politica, la democrazia, la partecipazione devono farsi carico di superare quello che peraltro è scritto nella nostra Costituzione. Perché l'articolo 11 della Costituzione repubblicana, quindi tra i principi fondamentali, che è entrato in vigore, non dimentichiamolo, il 1° gennaio del 1948, dice chiaramente che l'Italia cede pezzi di sovranità in condizioni di reciprocità. Poi là tutta la per finalità di pace e di sviluppo. C'è qualcuno che non vede ovviamente questo scambio significa che quando vai a scrivere la Carta Costituzionale, che dovrebbe essere il monumento al massimo dell'indipendenza, lì i nostri costituenti scrissero: attenti, esiste non la indipendenza, esiste l'interdipendenza. E le Nazioni Unite cosa sono? Un fenomeno di interdipendenza. L'International Criminal Court cos'è? L'interdipendenza. E dell'UNESCO cos'è? L'interdipendenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'interdipendenza. Beh, siamo tutti d'accordo, diciamo, sul e allora fatto il che tema di fondo è: però a me colpisce, diciamo, ci sono tanti che sono quando qualcuno è smarrito e non sa, ma noi italiani cosa abbiamo come punto di riferimento? La risposta: dobbiamo farci una ragione. La Costituzione repubblicana è l'unico elemento di garanzia e di tranquillità per gli italiani. Adesso alla Costituzione repubblicana si unisce anche l'Unione Europea. Mi sembra che sia una prospettiva straordinaria. Allora, ci ha raggiunto anche Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito Democratico, l'abbiamo annunciato prima, lo allineiamo, come si dice in questi casi, anche all'inizio del nostro dibattito. Questo sondaggio, dicevo, di SVG, onorevole Lupo, diciamo, colpisce perché oggi si riflette anche sul fatto che si possa anche rinunciare alla cittadinanza italiana, in questo caso la nostra cittadinanza italiana, negli altri stati sarà più o meno simile come percezione, e in favore dell'Europa. Però diciamo che è una cosa che tecnicamente è un tema che sta entrando adesso, che non non c'è ancora. esiste. È un tema, però sai, da questo punto di Ma vista, sul nostro passaporto c'è scritto sopra Unione Europea, per cui però è si una comincia sempre, è si una bella comincia sempre, è no? una bella suggestione, però se tu prendi anche la stessa carta Questa d'identità è più valida, ti dice bisogna Repubblica cambiare. Bisogna Italiana, cambiarla. ma se tu pigli il passaporto, Sì. sul passaporto sopra c'è scritto Unione Europea. Allora, entriamo invece nei termini Parlavo con dell'Unione. un mio amico tedesco che vive da 40 anni in Italia. Ho detto: ma tu perché non ti prendi la cittadinanza italiana? Ma io sono cittadino europeo, essendo tedesco mi sento europeo, quindi non ho bisogno di diventare anche italiano. Non so nessuno. È un suo amico filosofo questo. Allora, Giuseppe Lupo, un ragionamento su questo, diciamo, qual è la sua idea, la sua percezione? Io penso che c'è voglia di Stati Uniti d'Europa. Questo dice, pensa il sondaggio, lo riscontro parlando con la gente.
Questa non è l'Europa che sogniamo, la vogliamo migliorare. Vogliamo un'Europa di cui parlava David Sassoli, che possa essere più avanti, più forte, più integrata, un'Europa in grado davvero di fare politica estera. Oggi l'Europa è ciò che gli Stati membri consentono che sia, con molti limiti, purtroppo imposti anche da visioni sovraniste di destra che puntano a un'Europa minima. E noi invece lavoriamo per un'Europa appunto che faccia passi avanti verso gli Stati Uniti d'Europa, verso l'integrazione. Per questo come Partito Democratico abbiamo proposto un manifesto che è già stato sottoscritto da migliaia di cittadini, di sindaci, di amministratori locali per gli Stati Uniti d'Europa. Indichiamo anche dei punti molto concreti. Il primo è proprio un bilancio europeo più forte. E penso che ieri abbiamo fatto un passo avanti votando una risoluzione che chiede un quadro finanziario pluriennale 2028-2034 che fa dei passi avanti rispetto al passato. L'altro punto è avere davvero una politica estera seria, ma per questo è necessario che gli Stati membri siano d'accordo, rinunciando anche a un po' di sovranità, perché se poi invece gli Stati membri parlano in libertà, Macron dice la sua, Meloni la dice diversamente, è chiaro che non avremo mai una politica estera dell'Unione Europea. È necessario anche superare il diritto di veto degli Stati membri. Neanche un'assemblea di condominio può funzionare se un singolo condomino pone un veto e il palazzo crolla. Uno non può contare più di 26. Sono in minoranza in trasmissione. Di queste istituzioni. Attendiamo Falcone. Un terzo punto importante, superamento del veto, penso un'Unione Europea che possa decidere democraticamente. Penso che sarebbe un ottimo passo avanti, quindi un passo avanti verso l'integrazione per gli Stati Uniti d'Europa. Io non sono per gli Stati Uniti d'Europa, che temo sia un bel messaggio politico che poi ha difficile concretezza di realizzazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e la nostra parte politica, quella dei conservatori, crede più a un'impostazione di tipo confederale, quindi a un'Europa certamente rafforzata rispetto a quella che c'è oggi, alle quali sono delegate alcune delle funzioni principali. Però è vero, e mi riconosco in quello che diceva poco fa Leoluca Orlando, quando dice che l'Europa è percepita come il problema, ma diventa su tante cose anche la soluzione. Su questo però dobbiamo riflettere, perché noi viviamo in queste ore questo problema. Perché quando si affronta una crisi economica legata ai temi dell'energia enorme, come quella che stiamo affrontando adesso, mentre noi eravamo qui stamattina, la Presidente von der Leyen ha detto che la crisi dello Stretto di Hormuz costa all'Europa 500 milioni di euro al giorno. Poi sentirsi dire dall'Unione Europea che non si può procedere a minimi scostamenti del patto di stabilità e crescita che sono stati consentiti per esempio per la spesa nella difesa, per non sostenere le imprese, a quel punto si verifica quel grande problema, no? Che l'Europa è più problema che soluzione, perché rischia di diventare soluzione troppo tardi rispetto al problema. E allora da questo punto di vista cosa credo io? Credo che questa fase più europea della politica internazionale fa diventare centrale il Parlamento europeo e quindi dà a ciascuno di noi un ruolo nel dibattito che deve diventare il motore affinché anche le opinioni pubbliche e anche gli Stati in qualche misura si allineino al dibattito del Parlamento europeo. Il collega Lupo diceva prima che il Parlamento nei giorni scorsi ha votato la prima risoluzione sul nuovo quadro finanziario pluriennale, mentre il Parlamento ha espresso una posizione che mi ha fatto piacere ieri sentire un autorevolissimo commentatore istituzionale vedere molto allineata a quella del governo italiano di oggi. Una parte importante dei governi europei ha sostenuto a Cipro l'esatto contrario, perché noi ci troviamo dalla Germania all'Olanda, passando per altri 4 paesi, una proposta proprio sul bilancio europeo che dice addirittura non soltanto di considerare nel quadro finanziario pluriennale il rifinanziamento di Next Generation EU, ma addirittura di tagliarlo. E la proposta tedesca in questo momento, lo dico perché noi siamo siciliani e in Sicilia il tema è molto, glielo spieghi anche ai telespettatori cosa significa, è di tagliare le politiche agricole e di tagliare le politiche di coesione. Su questo è chiaro che c'è una posizione diversa. E allora qual è l'architettura istituzionale verso quale tendere?
certamente un'architettura più integrata nel quale pesi di meno il particolarismo di ogni singolo Stato. Però e io mi sento di sposare un'iniziativa che viene da un altro gruppo parlamentare, perché è stata presentata nei giorni scorsi dalla collega Moratti a nome del gruppo del Partito Popolare Europeo. Il vero anello mancante di questa Europa è che manca una Costituzione europea. E quando l'Europa ha provato a darsi una Costituzione europea è stata bocciata con il referendum dai 2 stati nei quali il referendum era stato bisogna proposto. fare il referendum, è questo, Quindi si perdono essenzialmente bello il sondaggio, Chiunque fa bella il la stessa cosa, ma io temo che se si passasse ancora oggi dal sondaggio che arriva in un momento geopoliticamente difficile a una richiesta di voto ai cittadini, sei disponibile a sostenere l'idea di una Costituzione europea che sancisce questi valori, e lì c'era scritto che l'Europa si riconosceva nelle sue radici giudaico-cristiane, e forse anche per questo è stato bocciato il referendum, perché il primo paese a bocciarlo è stato la Francia, probabilmente anche il percorso di aggregazione poi diventa qualcosa di più complesso. C'è un lavoro politico che va fatto e io devo dire che questa esperienza al Parlamento europeo ci sta arricchendo anche di questo Però, scusatemi, tipo di confronto. Allora, parliamo le do di subito bilancio. la parola. Allora, per tutti dico, mettiamoci le regole, interventi più brevi, se no a casa vi perdono nei ragionamenti che sono già complicati. Do il benvenuto a Marco Falcone che ci ha raggiunto, vice capogruppo della delegazione italiana al Parlamento europeo, dei popolari europei, espressione di Forza Italia. Allora, Orlando. No, soltanto noi parliamo di bilancio, cioè parliamo di risorse. Siamo già nei temi del patto di stabilità, È Falcone, accettabile che noi che è un tema, diciamo, nel 28-34 immaginiamo di avere un saldo finale inferiore a quello attuale? Questa è la prospettiva. Se la prospettiva è questa, non andiamo da nessuna parte, perché se la prospettiva è questa, hai voglia di difendere come io difendo a morire i fondi PAC, hai voglia di difendere come io difendo a morire i fondi di coesione. Cosa accade? Dobbiamo aumentare il bilancio dell'Unione Europea con l'aumento dei contributi dei singoli Stati o con un debito comune, con il ricorso al risparmio, alla raccolta del risparmio, piuttosto che farsi prestare i fondi dalle banche, fare una raccolta di risparmio. Ma se non si aumenta, se quando noi esamineremo il bilancio 28-34, se il totale non aumenta, tutto quello che stiamo dicendo sono chiacchiere. anche perché questa è una macchina finisce con l'essere una guerra tra i capponi di Renzo, tra gli agricoltori piuttosto che la coesione sociale. Allora, da questo punto di vista occorre in qualche modo uno sforzo maggiore da parte della Commissione, lo dico con molte parole, è uno sforzo maggiore da quelle forze politiche che si rifanno al popolarismo, non al populismo, che si fanno alla dimensione comunitaria e non a quella collettivistica. Sto parlando sostanzialmente al Partito Popolare che deve decidere cosa farà da grande. Se deve decidere, se deve interpretare oggi il messaggio di De Gasperi, Adenauer e Schuman, o se deve andare dietro quel sovranismo nazionalista che è l'esatta negazione dell'Unione Europea. Allora, Falcone, è stato tirato in ballo, insomma. Abbiamo parlato anche del fatto Ma che io la percezione in questo- credo che intanto il fatto che ieri il Parlamento abbia votato questa proposta vada nello spirito giusto, cioè il Parlamento ha dato una chiara impostazione, ha detto i fondi per l'agricoltura non si toccano, i fondi per la coesione non si toccano, dobbiamo poi giustamente, l'onorevole Orlando ha detto dobbiamo poi capire dove troviamo queste risorse e le risorse a mio avviso si possono trovare anche da risorse proprie. Si sta immaginando infatti, oltre al contributo dello Stato, degli Stati che non deve essere aumentato, perché altrimenti rischieremo poi in Consiglio europeo di avere il veto degli stessi Stati che chiedono maggiori risorse, ma chiedono maggiori risorse non aggravando i propri bilanci. Allora a questo punto si sta anche riflettendo su ulteriori anche attività di imposizioni, potrebbero essere il gioco online, potrebbe essere le cosiddette criptovalute. Cioè, che significa? Spiegamolo meglio. Ci sono quelle grandi aziende Cioè, può aumentare, diciamo, possono aumentare, l'idea è quella di rimpinguare fare le casse, aumentare il bilancio, il settennio per circa
50-60 miliardi di euro l'anno, imponendo delle ulteriori attività per prelevare a chi ha qualcosa in più e dovrebbe quindi dare qualcosa in più all'Europa. Ora io vorrei dire una cosa, il professor Orlando ha detto una cosa bellissima. Quello che deve fare il Partito Popolare, non lo sappiamo quello che dobbiamo fare, e noi siamo europeisti e l'Europa si fonda e si crea non soltanto con la Carta Costituzionale, come dice l'onorevole Razza, ma soprattutto quando ha un'autonomia impositiva, cioè quando oltre a prendere le risorse dagli Stati, oltre a fare debito comune, oltre a fare eurobond, deve anche avere delle risorse proprie. E allora su questo noi stiamo lavorando e stiamo lavorando, perché no, per riuscire a ottenere quella aggiunta per poter arrivare ai famosi 2.000 miliardi che ci possono consentire di garantire l'agricoltura, di garantire le politiche di coesione, di garantire i fondi strutturali, di garantire l'innovazione, di garantire quella sovranità europea perché l'Europa finalmente, rispetto ai competitor alleati o non alleati, sia veramente sovrana, cioè sia competitiva. In questo senso noi, con questa nuova formulazione, ecco perché dobbiamo lavorare, perché il bilancio, l'MFF, deve essere realizzato, concluso, entro il 31 dicembre di questo anno, perché poi ci saranno le elezioni, perché poi ci deve essere tutta l'attuazione dello stesso, e quindi diversamente noi non riusciremo ad arrivare. C'è stavolta il Parlamento europeo, ma non soltanto, i colegislatori stanno lavorando proprio per dare un'accelerazione e non arrivare sempre col fiato alla gola. Allora Falcone, un attimo ci fermiamo, abbiamo un primo obbligo pubblicitario, ritorniamo subito dopo perché qua parliamo di cifre astronomiche, diciamo, per il cittadino comune, però cerchiamo poi se volete vi do anche i numeri. Esatto, ce li dà anche l'onorevole Lupo, poi cerchiamo di incanalarle anche, diciamo, nei singoli settori e fare percepire, perché sennò sembriamo alieni qua, in questa astronave, sembriamo alieni, la gente poi non capisce dove stiamo andando. Allora, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, sempre negli studi del Parlamento Europeo di Strasburgo, stiamo parlando ovviamente di uno dei temi caldi di questi giorni, un ipotetico sforamento del patto di stabilità che aiuterebbe secondo alcuni l'Italia, secondo altri invece bisogna restare nelle regole. Allora, onorevole Lupo, che numeri abbiamo? Ci ha detto prima di andare in pubblicità, se volete vi do i numeri. Se volete non do i numeri, ma vi do un po' di numeri, diciamo. Magari per aiutare anche i nostri telespettatori a comprendere meglio, aiuta anche a noi a riflettere. Ieri abbiamo approvato una risoluzione al Parlamento che propone un bilancio pluriennale 2028-2034 di 2.014 miliardi, quindi 197 miliardi in più rispetto alla proposta avanzata dalla Commissione nel luglio 25. Come vengono distribuiti? Sono un sacco di soldi, aspetti, seguo anche me per pochi, fare capire. Assolutamente. Sembrano un sacco di soldi, però in realtà non sono tantissimi, se ne servirebbero di più, però sono un passo avanti rispetto a quello che avevamo nei 7 anni precedenti, 21-27. Bisogna utilizzarli tutti e utilizzarli bene. L'Europa dà ancora molte più risorse agli enti locali di quanto purtroppo le regioni non riescano ad utilizzarne, quindi dobbiamo anche efficientare la macchina anche burocratica degli enti locali, delle regioni, non sprecare neppure un euro. Razza, perché fa sta faccia? Cioè, li perdiamo un sacco, abbiamo perso un sacco di soldi negli anni, non riusciamo a spenderli. Insomma, questa è una responsabilità comune. Devo dire che quantomeno sulle risorse comunitarie da molti anni si spende il 100%. Purtroppo non si spendono le risorse nazionali. Beh, che insomma, è pure peggio. Non vorrei parlare dell'utilizzo del PNRR per il Comune di Palermo, stendo un pietoso velo e non provoco il sindaco Orlando in questo caso, ma rischiamo di perdere oltre 300 milioni di euro. Orlando a fare polemiche, diciamo. Ma ci sono invece amministrazioni comunali che hanno utilizzato benissimo questi fondi. Noi chiediamo 433 miliardi Europa per la politica agricola comunitaria, più di quanto oggi ne abbiamo,
è ben 139 miliardi in più di quanto ne chieda la Commissione. Perché, scusi Lupo se la interrompo, Prego. il tema è questo, cioè l'agricoltura per noi è un settore trainante, per noi siciliani, ma anche sì. per tanti altri stati. Noi dobbiamo guardarci dalla concorrenza Anche interna, la pesca, anche la pesca. pesca, perché infatti il capitolo è Perché questo. siamo una penisola e la Sicilia ha un'attività di pesca per cui noi chiediamo 7,3 miliardi e non i 2 che chiede la Commissione von der Leyen. Perché, dicevo, noi dobbiamo guardarci dalla concorrenza interna, che è Certamente. anche ovviamente quella dei paesi che fanno parte dell'Europa, ma soprattutto dalla concorrenza che arriva da fuori. Dai paesi esteri, certamente. Razza rappresenta, segue tutti i dossier che riguardano anche per esempio i paesi del Nord Africa che sono fortemente competitivi con la nostra agricoltura. Anche molto integrati. Li in seguo alcuni anch'io casi. come Commissione Esatto. Africa. 307 miliardi per la coesione territoriale, enti locali, comuni, regioni, e non i 228 che propone la Commissione von der Leyen. È importantissimo dal mio punto di vista 124 miliardi per il Fondo Sociale Europeo, che riguarda moltissimo il sud, la Sicilia, anche la Sardegna, le regioni insulari. Perché questo servirebbe, scusi, io mi Prego, perché no, faccio ma un po' da siamo traduttore per i telespettatori. Penso di essere questo chiaro, no, è sinceramente. chiarissimo, dico, poi noi diciamo Io confido in un'ottima capacità di comprensione dei telespettatori. e devo dire che anche il nostro pubblico è abbastanza qualificato. ne sono certo. Però diciamo questo è il Fondo Sociale Europeo, è quello che ci consente, come dire, di colmare il gap, divario. no? Il divario, insomma, Nord non solo e sud, tra nord e sud, ma anche con altri paesi. certamente sì. Una buona notizia anche per i giovani: a fronte dei 23 miliardi di euro di Erasmus del periodo 21-27, noi raddoppiamo, chiediamo di investire 47 miliardi per costruire quella cittadinanza europea di cui parlavamo prima. Allora, adesso è importante che il Parlamento in maniera forte sostenga questa posizione, perché si apriranno i negoziati con il Consiglio e con la E questa Commissione è von der un'altra, Leyen. diciamo, Un punto, delle si criticità. parlava del Next Generation, io credo che i soldi del Next Generation dobbiamo spenderli tutti, va prorogato oltre agosto 2026, perché i nostri enti locali, i nostri sindaci, pur facendo salti mortali, non riusciranno, almeno alcuni, ad utilizzare fino in fondo quelle risorse. Quindi una proposta per il commissario Fitto, che ha la delega al Next Generation EU, è di prorogare il Next Generation EU, quindi l'utilizzo dei fondi PNRR per le nostre amministrazioni. Allora, Orlando, faccia polemica perché si sta scaldando. Tenendo conto che nel 2027 i fondi del Next Generation non ci sono più. Certamente. E quindi Adesso questo ancora un deve anno. portare a valutare come compensiamo Certo, perché se noi queste risorse che consideriamo- non ci sono. Non so se riesco a essere Certo, chiaro. se noi consideriamo il Next Generation, abbiamo investito nel periodo l'1,37 del PIL degli Stati membri. Perfetto. Quindi anche attualmente, investendo l'1,26, siamo sotto. Esattamente. E quindi è questo necessario investire tutti i soldi del Next Quando Generation. parliamo di Stati Uniti d'America, parliamo di un paese che ha quasi il 20%, non l'1,26 o l'1,64, non so se sono chiaro. Parliamo Diciamo, di una tu mi massa consenti- finanziaria Prego, molto Falcone, più ampia. Razza, Orlando. Allora, fate- bisogna avere Però gliene togliere, un'elasticità che non c'è. Io credo di essere uno dei 16 parlamentari che non ha votato quella assurda previsione del pareggio di bilancio in Costituzione, tanto per essere chiari, perché certamente oggi abbiamo tutte le mani legate e la politica è fatta anche di indebitamento, di capacità di alternare all'indebitamento momenti di sviluppo. Ecco la ragione per la quale ovviamente noi chiediamo che questa Unione Europea sia più elastica in un momento come questo, ma contemporaneamente che abbia la capacità di avere maggiori risorse. Perché non fare ricorso al debito comune? Perché non fare ricorso d'accordissimo. alla raccolta del risparmio? Perché non colpire gli extraprofitti di alcune posizioni monopoliste che non hanno nulla a che vedere con una liberale logica di mercato? Non so se riesco a essere chiaro. È chiaro, questo discorso l'aveva ma- fatto però anche ma- diciamo, il Presidente del Consiglio in riferimento Sì, però agli poi extraprofitti dopo- dell'energia. Si è visto poi quando a conti squagliano fatti i vicini che- pitusi. Il Esatto. problema è che noi altri stiamo parlando, ma sappiamo tutti qui dentro che l'orientamento dei governi alla fine non sarà favorevole all'aumento del bilancio europeo, cioè
rischia di prevalere quella maledetta logica dell'ipertrofia dell'indipendenza che produce la guerra mondiale a pezzi. Che succede? Ora facciamo i catastrofisti per un istante, poi ritorniamo nelle posizioni ragionevoli. Secondo lei che succederà una volta che diciamo, ci indebiteremo oltremodo? No, qua, Matteo, è semplicissimo. No, non stiamo parlando di questo. L'Unione Europea, se vuole governare, deve avere più risorse. E non può, evidentemente, E c'è queste, Orlando, se non le vuole... Esiste la raccolta del risparmio. Ma perché non devono esserci gli Eurobond? Esiste la raccolta del risparmio, esiste l'indebitamento dell'Unione Europea che forse può dare garanzie. Cioè, è mai possibile che l'Unione Europea Posso dire non una debba cosa fare quando quello, finisce quello Prego, che prego, non siete fa? di banco, l'onorevole potete parlare, Razza. potete parlare Esistono anche le insieme. risorse proprie di Basta cui che vi fate- parlava il Tocca collega all'onorevole Falcone, Razza. le risorse proprie. E tu hai accennato, diciamolo chiaramente, a colpire fiscalmente gli extra profitti, è giusto o no? Non so, voglio No, dire, ma anche, cioè, non non devi sono. difenderti, sono No, d'accordo. no, no, non sono sono, d'accordo. attenzione. Beh, così. Quando diciamo alcune cose, quando vengono messe, perfetto. diciamo così, l'imposizione fiscale su alcuni settori, non significa soltanto colpire gli extra profitti, può anche darsi che non ci siano extra profitti, intanto colpire- può anche darsi che ci siano invece dei profitti che vanno tassati. Stiamo allora, attenti, è una cosa ancora usiamo di un'espressione regola tecnica, di siamo d'accordo mercato e di tutti. regola equa di La mercato. giustizia fiscale, mettiamola così. Ma sì, anche. Allora, chiudiamo questo capitolo con il capitolo ci Razza, impegnerà, Lupo, e poi però il io capitolo voglio ci entrare anche un po' impegnerà su fatti di cronaca, i prossimi mesi. l'energia, Il capitolo ci impegnerà i prossimi mesi. Però, come dicevamo all'inizio della trasmissione, non è scontato per nulla che la posizione che il Parlamento europeo ha assunto sulla dimensione del bilancio pluriennale poi venga confermata. Questo. È il motivo per cui il nostro gruppo parlamentare, per esempio, pur apprezzando un lavoro a cui ha contribuito, ci sono stati molti emendamenti anche miei che sono stati recepiti nella relazione, come ce ne sono stati del collega Lupo e di altri, essendo entrambi in commissione budget e quindi più impegnati su questa materia. La questione che per noi e per tutti in questo momento diventa dirimente è la sostenibilità economica della proposta. Perché? Perché in questo momento alla copertura della proposta manca circa il 50% del valore economico. Nel senso che il Parlamento immagina un quadro finanziario pluriennale di 2.000 miliardi, ma al quale per dare seguito alla proposta del Parlamento in questo momento mancano coperture per 6 o 700 miliardi. La risposta la devono dare da un lato il Parlamento, che ha dato un'indicazione molto forte, e io sposo l'idea che il Parlamento ha portato avanti di un ruolo nella svolgere la funzione di colegislatore in maniera di bilancio in senso piena. Però dobbiamo al contempo aiutare ad individuare, per esempio sulle nuove risorse proprie, delle proposte che in qualche modo non svolgano il ruolo poi di bloccare la competitività dell'Europa. Perché noi partiamo da una situazione nella quale rispetto alle grandi aree globali in crescita, l'Europa è quella che cresce di meno. È questo. E quindi se poi noi per finanziare della spesa produciamo con effetto quello di bloccare gli investimenti e di bloccare i finanziamenti, non è una soluzione ottimale. Perché dico questo? Perché mentre per esempio Marco Falcone parlava della ipotesi di risorse proprie sulle criptovalute o sul gioco d'azzardo, che è assolutamente condivisibile, per noi c'è una linea rossa. Nella proposta della Commissione europea c'è di tassare le imprese fino a 100 milioni di fatturato, il che significa colpire un tessuto di piccole e medie imprese. Non fino, da 100 Da no. 100 milioni, chiedo scusa, da 100 milioni. Il che può sembrare tantissimo, ma 100 milioni di fatturato lo può avere anche un grande supermercato, perché non è il guadagno, è la spesa. Allora, se noi dobbiamo rendere complicato, non è l'utile d'impresa. non è l'utile È quello d'impresa che fa. che in quel caso, ma Esatto. è una tassa sui generis sul valore economico Su quello che complessivo che generi, tu generi e produci. Allora il lavoro che secondo me dovrebbe impegnare ai governi, anzitutto il governo italiano e il Parlamento, è quello di arrivare al tavolo del Consiglio europeo con una proposta sostenibile sulle nuove risorse proprie, perché se tu dici che vuoi un bilancio di 2.000 miliardi
e non dici poi come questo bilancio di 2.000 miliardi debba essere finanziato, evidentemente stai dicendo qualcosa che non sta in piedi. Da questo punto di vista il Presidente del Consiglio dei Ministri la discussione l'ha aperta a Cipro. E l'ha aperta su un altro tema, mi ricollego, quello del superamento del patto di stabilità, che non è il generalizzato superamento del patto di stabilità che ogni tanto si legge sui giornali. Il regolamento vigente prevede che in condizioni eccezionali un singolo Stato per alcune spese specifiche possa chiedere di portarle al di fuori dei vincoli del patto di stabilità. All'Italia la Commissione europea lo ha concesso per gli investimenti del progetto SAFE, per gli investimenti in sicurezza e difesa. Ma allora quanto è ottusa la posizione di chi la stessa cosa che ha riconosciuto correttamente, secondo me, per gli investimenti in materia di sicurezza, poi a un certo punto, di fronte a una crisi che costa, secondo la von der Leyen, 500 milioni di euro al giorno, non deve riconoscerlo sul costo dell'energia e su queste cose. Non è che c'è qualcuno... divisione interna, sì, sì. Attenzione, cioè ci non sarà è solo... divisione interna, ma c'è il buon in Italia, senso. diciamo, in Italia, nei partiti italiani. No, non c'è divisione nei partiti italiani sul tema, perché tutti sono convinti che debbano essere attivati, ma anche all'opposizione addirittura. Anche l'opposizione ritiene, oggi ho letto una dichiarazione del capogruppo in commissione bilancio del PD, Misiani, che ha detto per investimenti specifici siamo d'accordo. Allora, riportiamo il dibattito su un tema. L'Italia chiederà alla Commissione europea di attivare una clausola del patto di stabilità limitatamente a spese specifiche che riguardano il costo dell'energia, perché da noi è il più caro in Europa, e che riguardano il sostegno alle imprese che stanno pagando enormemente questa crisi. Da questo punto di vista ci si aspetta che la Commissione europea faccia prevalere il buonsenso, perché se no ha voglia sventolare sondaggi in cui diciamo che bella l'Europa. Se l'Europa va contro il buonsenso, poi dovremo spiegare ai cittadini perché l'Europa va contro il buonsenso. Fino ad oggi non è accaduto, dobbiamo dire anche questo, perché in questi ultimi 3 anni il governo italiano e i governi hanno sempre trovato una linea di collaborazione con la Commissione europea. Io spero che su questo tema si faccia. Non mi convince Dombrovskis, perché quando il commissario europeo all'economia dice che bisogna prima aspettare la stagnazione e la recessione, mi sembra di essere tornato, per me che ho fatto l'assessore alla sanità ai tempi del Covid, quando si diceva vabbè, ma tutto sommato non è una crisi così grande, poi a un certo punto abbiamo chiuso la gente in casa. Cerchiamo di evitare di arrivare il più tardi possibile alla crisi nera. Prima della crisi vera. Allora, volevo integrare io. Prego, Luca, poi ci fermiamo. Sugli eurobond sono d'accordo, io penso che bisogna utilizzare in maniera sana anche un debito comune buono, che è quello di cui parla Mario Draghi, per fare investimenti, perché se sono investimenti sani producono ricchezza anche per gli Stati membri. Chi è contro questo tipo di investimenti? Purtroppo sostanzialmente gli Stati frugali, quindi l'Olanda, il Belgio, la Germania soprattutto. La Germania. Con quale motivazione? In tedesco la parola debito coincide con la parola errore. In generale i sovranisti, debito coincide la stessa parola che si usa per indicare l'errore. In generale i sovranisti. Mi fa piacere che nei giorni scorsi ho sentito anche esponenti di Fratelli d'Italia parlarne in positivo. Sì. Io penso che bisogna fare fronte comune per affrontare i problemi del Paese e poi della nostra Sicilia in particolare. Penso al Mezzogiorno d'Italia. Ma non bisogna fare un debito per sprecare le risorse, quindi l'Europa non investe nulla in spesa corrente e sprechi, fa investimenti che producono ricchezza, posti di lavoro, imprese, crescita, e con questa ricchezza possiamo anche ripagare il debito. Cosa volevo dire? Che purtroppo i risparmi degli europei finiscono e vengono investiti negli Stati Uniti, nei fondi di investimento americani, che raccolgono il risparmio nostro. Se non lo fate voi lo fanno gli altri. Non solo, se non lo facciamo gli noi, americani, lo fanno gli altri. In questo caso i fondi di risparmio degli Stati Uniti, vengono in Europa a fare shopping delle nostre imprese e guadagnano 2 volte. Certo. Allora avere una forma di raccolta del risparmio di eurobond in Europa significa trattenere in Europa anche i risparmi degli europei per finanziare l'economia europea. Allora, ci fermiamo, altra pausa pubblicitaria, poi andiamo un po' sui temi di casa nostra. A proposito, c'è questa storia, poi la voglio sentire da voi, che diciamo probabilmente vi siete andati a fare più di un bagno in quella spiaggia di Mondello, che cosa sta succedendo dopo la pubblicità.
Rientriamo in diretta, allora parliamo un po', abbiamo speso l'inizio di questa trasmissione per raccontarvi un po' anche i temi che si trattano qui al Parlamento europeo, temi che poi sembrano veramente molto distanti ma poi investono il nostro quotidiano. Allora però rientriamo un po' in casa nostra, ci sono delle questioni che riguardano la Sicilia. Uno è il nuovo assetto, qua guardi i deputati del centrodestra, della giunta Schifani, di questo centrodestra litigioso, poi però, e qua guardo i deputati di centrosinistra, rispetto a voi riescono poi, sempre a trovare il collante, almeno così sembra, così sembra. E poi da due palermitani come Lupo e Orlando volevo che affrontaste la questione della spiaggia di Mondello, perché veramente questa è una storia, adesso tra l'altro arrivano anche lo stop alle concessioni, alla proroga delle concessioni, e questo è un tema anche che riguarda l'Europa, lo stop alla concessioni, così come vuole la Bolkestein. Era stata richiesta una proroga anche per le spiagge italiane, però questa non ci sono, non ci sono i fondi in questa tornata, in questo giro. Il Senato ha stoppato tutti. Allora, partiamo da Mondello. Io credo che questa vicenda sia la conferma di come, quando non si rispettano alcuni principi europei, si va a sbattere. Vogliamo renderci conto che le attività, della balneazione sono attività economiche che devono essere rispettate, tutelate, promosse, ma che devono rispondere a principi di competizione e libera concorrenza. Legalità, perfetta. Ma è possibile invece che sono diventate le zone franche? Sto parlando di una competenza, non sto difendendo nessuna amministrazione comunale, perché la competenza è regionale, come è noto, e quando venne prorogato l'ultima volta questa concessione alla italo-belga, io ero sindaco e ho fatto un ricorso amministrativo contro quella proroga di concessione, quindi ho fatto ricorso che evidentemente non ha avuto l'esito che io speravo. Per di più, avendo cercato di difendere la proprietà comunale del marciapiede dove stava il baretto, il Comune Palermo ha perso la causa, per capire. Che cosa voglio dire? Si è creato un sistema che oggettivamente favorisce anche ogni tipo di speculazione, poi c'è l'infiltrazione mafiosa che si aggiunge ovviamente e arricchisce il quadro. Adesso c'è difficoltà allora, anche nel gestire. Noi abbiamo letto recentemente una ordinanza presidenziale che sospende la efficacia della sospensione della concessione all'italo-belga con la motivazione che bisogna sospendere per ragioni di ordine pubblico, perché non si sarebbe in condizione di garantire l'ordine pubblico a Mondello. Io mi auguro che quando il 14 maggio ci sarà la seduta, quella collegiale, si chiarisca questo aspetto, perché questa sì che è una timpolata a Comune, Regione e Stato, cioè il non essere in condizione di garantire l'ordine pubblico in una spiaggia come quella di Mondello. E io credo che da questo punto di vista dobbiamo forse tutti renderci conto questa cosa qua. A parte che è surreale, che su una concessione di 100 anni doveva arrivare uno che ha fatto, come dire, ma questa concessione di 100 anni, che ha fatto altro fino a ieri, adesso è un politico, che è Ismaele Lavardera, è stato sottoposto a proroghe e a riproroghe. Posso permettermi il lusso, che io conosco come funzionano questi meccanismi, perché nel 1985 ho interrotto le proroghe alla Cassina degli appalti a Palermo. Quando si vuole ci può. Ma penso che bisogna far bene e fare in fretta, perché bisogna salvare la stagione balneare per i cittadini, perché Mondello è un grande brand a livello mondiale anche per il turismo. Ascolto gli operatori del turismo estremamente preoccupati, quindi bisogna riportare il massimo della questione che è cervellotica lì, del rispetto delle regole. Indubbiamente c'è un ritardo accumulato negli anni che adesso sta esplodendo e sta portando a sbattere la vicenda, e bisogna assolutamente stabilire un quadro di chiarezza. La concorrenza è un elemento positivo del mercato, significa mettere in competizione più soggetti economici. Ma nessuno si è accorto che là c'erano un servizio migliore a più basso costo. A me questa cosa fa impazzire, cioè questi stavano là da 100 anni, nessuno si è accorto che c'era un problema di legalità. Questo ce lo chiediamo tutti, e penso che Lavardera coraggiosamente abbia lanciato una denuncia forte. Penso che
la denuncia è stata anche raccolta dal governo regionale, questo bisogna Devo dirlo, dire che perché l'assessore Savarino da questo l'assessore punto di vista intervenuta- è intervenuta in maniera impeccabile, questo bisogna dirlo, anche il governo della regione. adesso anche la perché- vicenda passa al TAR, vedremo, spero però che non arrivi troppo tardi, perché bisogna, ripeto, salvaguardare un interesse pubblico e generale che è la fruizione del mare, della costa e salvare la stagione. Allora, veniamo ai fatti di casa nostra, Giunta Schifani, che è successo? No. No, parlavamo di altro. No, l'ho interrotto e mi dispiace, No, no. non Allora, è mia abitudine. diciamo, ci sono un po' di movimenti in regione da noi, insomma, con ovviamente quest'ultima fase della legislatura, una legislatura quanto mai, diciamo, così, difficoltosa, no? Questa, guardo Falcone non perché debba dire qualcosa direttamente a lui, però guardo lui perché insomma il presidente è espressione del suo partito politico. Devo dire che Falcone insomma non ha mai risparmiato neanche lui le critiche, diciamo, in questi anni allo stesso governatore, al governo, eccetera. Però diciamo, stiamo vivendo adesso, Forza Italia ha un nuovo commissario regionale, diciamo, quindi si è rotto, diciamo, quest'asse Schifani-Caruso, che era insomma quello che dicevano diciamo, i detrattori di questo legame politico. Allora le chiedo subito, è soddisfatto? Ma intanto io credo che se da un lato non ho lesinato delle critiche, non ho lesinato anche aiuti al governo. E questo è il punto focale da cui dovremmo partire. Il governo della regione va aiutato, così come va aiutato anche lo stesso presidente Schifani, perché se il governo va bene ne beneficiano i siciliani. Diversamente c'è un danno un po' per tutti, al di là delle ragioni politiche o delle ragioni di appartenenza. La critica serve per costruire, per migliorare, per correggere gli errori. La polemica è strumentale ed è La critica dannosa. non è per forza distruttiva, può essere anche propositiva. Sto insomma. dicendo. Dopodiché è chiaro, c'è oggi una nuova, e siamo noi, la vediamo anche con particolare interesse, questa nuova gestione del partito con Nino Minardo, un deputato di lungo corso, attenzione, e ora vedremo, e chiaramente anche lo stesso Nino Minardo va aiutato, necessita che tutto il partito attorno a lui si riunisca, si ritrovi, anche con le sensibilità diverse, come capita nella dialettica di tutti i partiti, ma dobbiamo anche trovare le ragioni per lo stare insieme e perché si concluda nel migliore dei modi questa esperienza di governo per poi aprire a una nuova fase. Non c'è dubbio. Partito Democratico, Sinistra, anche qui, diciamo, anche Fratelli d'Italia, insomma non è che c'è... Però, ognuno ha le sue in casa, poi prego. Diciamo, fermo restando che, come è noto, AVS non ha presenze in assemblea regionale siciliana, ma operiamo ovviamente nella regione siciliana sommessamente, senza che sia polemica, non c'è bisogno di essere polemica. C'è una questione morale oggi a livello regionale. C'è una questione morale perché c'è una fila ininterrotta di soggetti coinvolti in una serie di vicende che non aiutano ovviamente a far crescere la fiducia in questo governo. Almeno questo credo che si possa dire. Allora, questo è un problema sicuramente che non può essere demandato alla magistratura, non è un problema di magistratura, è un problema di responsabilità politica, cioè quando tu sei in presenza di una serie di personaggi anche apicali, dal Presidente dell'Assemblea a scendere, che sono protagonisti di atti che vengono in qualche modo considerati, al di là del reato, certamente eticamente ed esteticamente, direi esteticamente ed eticamente inopportuni, non si può dire tutto va bene Madama la Marchesa e pensare che la Sicilia si accontenti di sapere che al posto di Caruso arriva Minardo. Cioè, voglio dire, è una cosa Anche importante. perché se poi Caruso va da un'altra parte, Non so, diciamo, non so dove va. non funziona più il Non lo il dico giochetto, esattamente no? a me dove va. Però, io credo che se vogliamo evitare che la contrapposizione sia una contrapposizione sterile, dobbiamo in qualche modo affrontare i problemi quando ci sono, non so se riesco, e credo che in questo momento c'è questo problema, che è un problema serio. Però su questo vorrei poter dire una cosa, non a tutela di qualcuno. Diceva bene l'onorevole Orlando all'inizio che noi abbiamo anzitutto un faro che viene dalla nostra Costituzione. Io penso che la politica debba affrontare tutte le questioni di ordine politico
e che più che un tema di questione morale, personalmente ritengo che ci siano alcune questioni di scelte politiche che debbono essere compiute. Non penso che si debba trattare situazioni, anche quando intervengono indagini della magistratura, in maniera diversa rispetto alla ordinaria valutazione dei fatti. E vedi, non soltanto perché, per esempio, noi in questi giorni abbiamo appreso, e penso con piacere, della scelta della assoluzione di Simona Vicari da una accusa gravissima come quella di corruzione che ha condizionato la sua vita e la sua esperienza politica. Una soluzione che è arrivata 9 anni dopo l'inizio di una fase processuale che immagino sia stata intensa. E io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo chiedere alle nostre istituzioni regionali, così come alle nostre istituzioni nazionali e a ciascuno di noi per il ruolo che svolge, di essere in grado di svolgere quel ruolo nell'interesse dei cittadini. Oggi io non penso che l'Assemblea regionale siciliana, per fare l'esempio dell'Ars, non stia operando nell'interesse dei cittadini, perché per esempio il collega Lupo, che è stato capogruppo del Partito Democratico in Assemblea regionale siciliana, sa quanto era stata difficile, per esempio, negli anni scorsi la gestione delle leggi di stabilità, delle leggi di bilancio, come non si riusciva mai nemmeno a rispettare la scadenza temporale senza ricorrere all'esercizio provvisorio. Avere da 4 anni di fila una assemblea regionale, forse dopo 20-25 anni, non lo so, che riesce a mantenere le scadenze economiche, a dare quindi la possibilità dell'avvio della spesa. Marco è stato assessore all'economia, penso sia stato un passo avanti, è una buona prassi che prima non c'era nel passato. Cos'è che ritengo che sia mancato invece e che probabilmente sia in questi giorni oggetto di una qualche necessità di valutazione? Forse è mancata una agenda politica nel governo della regione. Perché poi alcuni di noi che ponevano delle questioni, per esempio, sulla continuità amministrativa di alcune scelte, oggi a distanza di 4 anni vedono che probabilmente non era la rivendicazione di una scelta di parte, ma era la realizzazione di un'attività e di un programma che si stava realizzando. È andato troppe volte sotto su ogni, anche sulle cose più banali, diciamo, anche sulle questioni, diciamo. Io penso che non sia esistito governo nella storia dell'autonomia siciliana che non sia andato. Ti ricorderai stagioni della ci sono state stagioni, io ero piccolino, mi pare il primo anno 2001 di elezione del governo Cuffaro, il primo eletto direttamente a suffragio universale con una maggioranza importante, perché a quel tempo era di 90, quindi una maggioranza straordinaria. Ho anche l'esperienza del governo lombardo, poi sistematicamente il voto segreto su alcuni temi sensibili manda il governo sotto. Ma qui non è la valutazione che noi dobbiamo fare è sulla qualità della legislazione, cioè oggi si è riuscito 100 volte, a è andato fare... sotto 90 volte, però ha fatto 10 cose buone. Oggi il problema vero è che non si è riusciti ad allineare la normativa degli enti locali a quella dello Stato, perché è prevalso un particolarismo, ma questo con tutta la buona volontà non è un problema del governo, purtroppo è un problema dell'assemblea regionale che storicamente non riesce a fare un passo avanti, ma non è una questione legata a vicende che possono interessare la magistratura o un altro. Purtroppo la nostra autonomia è lenta. Se noi volessimo affrontare un tema molto serio, probabilmente dovremmo porre finalmente in agenda il tema della modifica della nostra autonomia. Mi permetto soltanto di far presente, che non è il superamento, ma è l'adeguamento e l'aggiornamento. Di far presente che lasciamo ai magistrati fare il loro lavoro e lo fanno bene ed è bene che lo facciano indipendente. Ma Ruggero Razza ricordava la nostra Costituzione. La Costituzione, all'articolo 54, ultimo dei principi fondamentali, dice che tutti i cittadini hanno il dovere di rispettare la Costituzione e la legge. Aggiunge al secondo comma: coloro che rivestono pubbliche funzioni devono non soltanto rispettare la legge e la Costituzione, ma devono adempiere con disciplina e con onore. Posso fare una domanda? Siamo convinti che tutti coloro che in questo momento hanno ruoli apicali all'Assemblea regionale, al governo regionale,
stanno svolgendo con disciplina e con onore il loro ruolo. Io dico sì. Io dico sì Allora, per un motivo, è perché la chiaro che Costituzione quando parla si di fa- principio di non colpevolezza. Ma non sto parlando di questo! Caspita, Non se so- noi però, a me non se mi noi interessa però, nulla se il signor Cuffaro verrà condannato o meno. Ma non si fa la ruoli riunione. applicati. Intanto distinguiamo. Non si fa la riunione a casa propria con l'aspirante candidato ad un bando e chi scrive il bando. Non si fanno società con soggetti che hanno ruoli politici perché fanno gli assessori e poi danno erogano risorse. Non sarà reato, mi auguro di non essere condannato. Ma io su questo sottoscrivo. Sottoscrivo perché ho partecipato a una stagione di governo in cui questo era impensabile. Allora, il tema di fondo è esattamente questo. E allora forse qualcosa sta cambiando in peggio. Allora, io devo dare un'ultima pausa pubblicitaria, poi abbiamo proprio qualche minuto per chiudere per i saluti. Tocca a me. Sì, subito dopo. Allora, diamo un attimo la pausa. Ok, ritorniamo in diretta, nell'ultima parte proprio abbiamo il tempo dei saluti. Onorevole Lupo, diciamo, l'argomento ovviamente... Sulla vicenda politica della regione. siciliana. È vero, come diceva l'onorevole Razza, che non c'è governo della regione siciliana che non sia andato in minoranza almeno una volta sul voto segreto, ma mi sembra che qui la vicenda è ben altra. Il governo della regione siciliana è alla paralisi, cioè mi sembra che c'è una paralisi che colpisce l'assemblea, che travolge anche il governo regionale e che mette in grave difficoltà la Sicilia. Questo è un problema, che c'è una crisi nel centrodestra in Sicilia è evidente, non è da sottovalutare il fatto che anche un partito di maggioranza come Forza Italia sia stato commissariato, quindi c'è una crisi nel centrodestra, bisogna dirlo, non bisogna fare in modo che non siano i siciliani a pagare questo conto in questo momento difficile per l'economia. Allora, stiamo per chiudere. Ci sono ovviamente, l'abbiamo detto all'inizio, le elezioni comunali in alcuni comuni importanti, tra l'altro ci sono 3 capoluoghi di provincia, insomma, dove anche qui alleanze variabili, insomma, mancanza di simbolo per quanto riguarda per esempio il Partito Democratico, anche qui insomma c'è una chiarezza che manca, no? verso l'elettore. È vero che diciamo sempre che le elezioni amministrative hanno come dire, un racconto che è a sé, sì. Però anche qui dare un segnale, Falcone che sta facendo liste in questi giorni, si sono chiuse le liste, però diciamo, ha fatto fino ad ora, no? si è speso insomma, nelle singole amministrazioni, riesce a capire insomma che cosa sta succedendo, no? Cioè diciamo, rispetto alla fotografia dell'attualità politica ci mancano sempre poi come dire i riferimenti che danno un po' di chiarezza in più agli elettori. No, non è vero, i riferimenti ci sono, riteniamo che noi dove stiamo facendo siamo chiamati al rinnovo. Non è una cosa a Forza Italia. No, ma tutti, dico io, è una laddove c'è il rinnovo degli organi istituzionali è giusto che la democrazia partecipi, è giusto che i partiti si possano scommettere e le migliori risorse possano mettersi al servizio della collettività. Quindi non è un peccato. Orlando, assolutamente. Posso fare la campagna elettorale per il candidato sindaco? Allora, è molto semplice. Solo se si candida. No. Solo se si per favore, partiti, cittadini, scegliete persone libere. Che vuol libere, dire? Perché un sindaco rappresenta una maggioranza che lo ha eletto. Ma deve essere quello che i tedeschi chiamano lo Stadtvater. Anche se deve essere un sindaco libero può essere benissimo espressione dei partiti. Esatto. E la libertà di un sindaco è quando riesce assolutamente un sindaco libero e nessuno è più libero del sindaco di Catania. Io sto dicendo e infatti probabilmente appello stiamo chiudendo. Probabilmente i partiti se ne sono accorti e lo considerano scomodo. Allora ringrazio un buon sindaco. Allora ringrazio l'onorevole Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia, ringrazio la chiamo sempre sindaco perché poi diciamo come sempre l'Abbas, sempre l'Abbas. Lei lo dice sindaco d'Europa. Sindaco d'Europa. Allora grazie a Luca Orlando che qui al Parlamento Europeo rappresenta i Verdi. E l'onorevole Ruggero Razza di Fratelli d'Italia, grazie all'onorevole Giuseppe Lupo. Noi torniamo poi nella nostra conformazione, nella nostra veste usuale la prossima settimana. Allora grazie a tutti per averci seguito e buon fine settimana a tutti.